Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Escherichia coli nelle acque del Tirreno Cosentino. Ebbene, l'allarme è rientrata, eseguita dall'ARPAC all'analisi suppletive sui litorali di Acquapesa, Torre Mezzo di Falconara e Cariati, quindi l'acqua è nuovamente balneabile. Sentiamo. Rientra l'allarme Escherichia coli e così il mare di Torremezzo, Acquapesa e Cariati è di nuovo balneabile. Il servizio tematico acque del Dipartimento di Cosenza dell'ARPAC infatti ha comunicato questa mattina il rientro dei valori. Nello scorso fine settimana era stato comunicato ai sindaci il superamento dei valori limite previsti dalla normativa relativamente appunto alle Escherichia coli. Ebbene, come da procedura disciplinata dalla normativa nazionale, sono stati eseguiti campionamenti suppletivi per verificare il rientro nei valori limite e così è stato. Per Acquapesa quindi il punto ritornato balneabile è quello denominato 50 metri a sinistra del torrente Acquafetida. Per Torremezzo di Falconara Albanese si tratta del punto 100 metri a sinistra torrente Malpertuso, mentre per Cariati il punto ritornato alla balneabilità è quello denominato 200 metri a sinistra del fiume Nicà.